raga, c'è tutto il match attesissimo, in settimana non si è parlato Siamo tanto, vedremo come si in Coppa Italia, comporteranno le ragazzi, due la partita squadre nel momento della verità. solo perché volevo provare alcune cose, è andata male. Però insomma purtroppo acquisti Il dato sbagliare oggi è lo spirito, il meccanismo della Coppa che rende questa sfida ancora più speciale. Solo un piccolo sbaglio potrebbe rivelarsi fatale in queste partite. Queste prime partite di Coppa Italia le facciamo sempre singole, con il massimo taglio poco, dopo i campionati ci sono i tagli più grossi. Vai. Comunque il Napoli ha acquistato Marez per è tutto 43 pronto, milioni. l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Vai Fiore. Subito derby. Vediamo la formazione iniziale del Verona. Durissima perché stiamo giocando con una squadra che gioca in Serie A, però questa sfida con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Buon recupero Clemenza. La rapidità degli... Giochiamo in difensiva. Falloso, gara subito calda. Invece come va la partita vediamo quanto tagliare, signori. C'è spazio per andare. Fallo. Posizione, la posizione è decisamente favorevole. Sì, però possiamo partire così perché derby allucinante. Cartellino giallo, l'arbitro vuole dare subito un segnale ai giocatori. E se cominciamo così chissà quanti ne prenderanno. Devono abbassare i toni. Tiratore. Vai Clemenza. No, Falzerano. Voglio Clemenza tiratore. Basta. Il mancino della vita. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Però Garofalo è il migliore con i tiratori, quindi vedremo insomma come fare, dopo valuterò. Buono. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi Volete fare sulla una buona traiettoria prestazione, giusta. ripeto, non chiedo di passare il turno perché ripeto, una squadra di Serie A è molto improbabile, hanno Cerci, hanno bei giocatori. Guarda, il Robben veronese. Ci sono metri a disposizione. Ma che petagna! Metterla in mezzo. Petagnone. Ovviamente Romulo. Ovviamente impossibile battere sto Verona per noi. Però vediamo, siamo fuori casa. Subito un derby. Cercavano un esterno di difesa, un giocatore capace di dare qualità, spinta ma anche copertura. La scelta è ricaduta su di lui, vedremo cosa saprà dare fin da oggi. È un giocatore duttile. Ho potuto comprare di cui Capone, Edera, giocatori presi nel Football Manager l'anno scorso, scoperti, ha fatto benissimo, però niente da fare. E c'è ovviamente grande curiosità per capire cosa potrà dare questo difensore buon centrale mercato. che nelle intenzioni di Clemenza, allenatore e Murgia, dirigenti dovrebbe assicurare maggiore solidità al reparto difensivo. Evidentemente non si sentiva ben protetto dietro e ha voluto cautelarsi in prestito, con l'acquisto di però, questo giocatore. Sono curioso di vedere qual è l'obiettivo della dirigenza in 2 anni. In 2 anni la promozione, non quest'anno, il prossimo. Non sarà facile, ma ci proviamo. Vai Patrick. Occhio che guadagna metri. Bravissimo. E Clemenza? Ci credo. Sì. L'arbitro non ha dubbi. Purtroppo non è rigore per il Verona. Purtroppo non è rigore. Guadagna metri. Prova addirittura la conclusione. Qua Clemenza ha tentato una cosa il portiere dalla distanza ma non è riuscito a trovare la porta. È difficile fare gol da lì. Credo che debba aggiustare un po'. Abbondantemente sul fondo. Però per il momento stiamo tenendo. A me interessa questo è un test anche per capire la Serie B. Bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Bessa, punta l'area. Occhio. No. Ha un'autostrada a disposizione. Un Daudero che abbiamo detto. Sarà calcio d'angolo per l'Hellas. E Audero sappiamo che è un bel mastino. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Bravi. Non è finita, attenzione. Vai Cutrone. Cutrone, peccato. Deve sbloccarsi Bessa. il Cutro però. Occhio al suo movimento. Romulo. No. Ha spazio per tirare. Prova la botta. Gol del Verona. Tutto fermo. Fuori gioco, meno male. Posizione di fuori gioco secondo l'assistente. Meno male, raga, In meno diretta, male. velocità normale, è sembrato anche a me che fosse in fuorigioco Pierluigi. Si avvicina Vai all'area. Clemenzino, il nostro Clemenza. Puntuale cazzo. qui il difensore nel recupero. Gol annullato all'Hellas per fortuna. A metri per correre. Questo derby molto Intervento complicato tempestivo di del Coppa. difensore che Andata. intercetta il passaggio. Anzi no, non è che è andata, è match unico. Bessa.
quindi sarà veramente dura. Guadagna metri verso una l'area. partita secca. Fallo. Sventa qui la minaccia. Fallo, ma Romulo. subito cupolotto anti-Venezia. Hanno spezzato Bravo, bene la Garofalo. trama qui. Bessa. Dai però ragazzuoli, dai. Apre il gioco. Romulo. Occhio al movimento dei compagni. Attenzione a Cerci. Bravo Domizzi. E c'è anche un brutto fallo di Cerci. Un Fischia bruttissimo l'arbitro, fallo di frustrazione. Si incazza anche l'arbitro. Chi è Piputkin? Non è Piputkin. È Apollonio. Bravo Murgia. Bellissimo per Marsura che ci arriva. Sì. Palla girata sulla corsia. Vai Mars. Vai Mars. Clemenza. E c'è il tiro. Murato. Ottimo intervento. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. No. E il pallone se ne va via. Occhio. Bravi. Garofalo. Bravi. Oh yes. Oh yes. Belle giocate. Ruba bene il pallone sulla Cutro, fascia. Puttanissima. Bessa. Cutro deve un po' ambientarsi, L'arbitro ha visto qualcosa. Chelsea. Si è buttato, si è buttato. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Cerca il lancio lungo a Roba nostra, scavalcare la yes. difesa. Palla riconsegnata agli avversari. Non è fallo. Vai Cutro. Sei tu il nostro bomber, vai Marsura. Cutro. Signori. Attenzione! Fuori Si di spera, mente. giustamente, poteva essere una buona opportunità. E probabilmente ne Mamma capiteranno altre. mia. Disperarsi è inutile, Pier. Che inchiappettata, Fioi. Romulo. Bessa. Occio. Stiamo giocando meglio C'è noi. un buon anticipo. Bravissimo intervento, vai signori. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Dobbiamo stare in partita il più possibile. Manovra Bravissimo interrotta dagli Domizzi. avversari. Questo Venezia c'è, vai Cutrone, vai Patrick, vai A metri Patrick. davanti Patrick a se ne sé. va. C'è Patrick se spazio ne va. davanti a sé. Patrick se ne va. Prova a calciare. E Patrick! Hanno trovato il gol in vantaggio. Cutrone Vedremo come pulisce. cambierà il match. Cutrone A vedere se pulisce. proveranno a Il spingere pulitore, per farne un altro, Patrick. se magari Cutrone. si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Freddo come il sangue di un Hanno aperto le crotalo. marcature con questo gol. 1-0. Michel. Mamma mia il Cutro l'ha messa. Si chiudono così prima. Manca ancora tanto ma sarebbe anche sport, sarebbe bello passare. No. Dai Fiori. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Dai ragazzi. Guadagna metri. Occhio Petagnone, buon acquisto del Verona ragazzi. Tocca male il pallone, decisivo il pressing. Prova a pressare. Grande numero. E se Fantastico. ne va, vai Clemenza, si vede poco Falzerano ma Clemenza ha preso tutto. Clemenza è il leader. Signori. È tutto solo. Non la Mamma blocca. mia. Marsura, che Venezia per adesso. Cerca il traversone. Di testa, gol! Vantaggio che Gol! comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare ora E per gli gol! avversari. È ancora presto però per Hanno cantare capito che è vittoria. segnato però. Si fa dura Signori, per loro, anche perché signori. oltre a tentare di segnare 2-0, attenzione a non impietrito subirne il altri. 20 Impresa gol. non facile per quanto si è visto finora. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Però che siamo in difficoltà campione perché leggenda Su Praien. è tostina, E voglio anche divertirmi. Siamo insieme Ottima la lettura del difensore che ha difficoltà capito giusta. tutto e ha recuperato il pallone. Clemenza ancora, splendido peccato. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Bisogna tenerla, però bisogna Si tenerla a avvicina tutti i all'area. costi. No, Occhio al traversone. ho rischiato anche il rigore. Vai Clemenza Hanno che sta spazio per giocando un andare in calcio contropiede. essenziale. Mamma I Cle. principali quotidiani sportivi hanno riferito l'interesse per il giocatore da Ma non parte è di vero, diversi Domizzi sarà club. bene.
È sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato, non c'è da stupirsi dunque che ci sia la fila per prenderlo. Che la fila se non resiliamo. Punta lì magari sì. Occhio a Cerci l'uomo più pericoloso insieme a Petagnone. Respinge di Audero, madonna. Io qua ho fatto una cagata storica, mamma. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta dalla conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. I tifosi sono impatienti per l'atmosfera, i tifosi sono in silenzio. Clemenza, Cutrone. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Non si è visto tantissimo, Poi tra un po' andiamo di cambio. Clemenzino. Occhio, cerca l'area di rigore. Quanto è forte Clemenza. Quanto è forte Clemenza. Peccato. Azione interrotta. Cambio. Clemenza. Bell'intervento. C'è la rimessa con le mani, può nascere qualcosa di interessante. L'allenatore opta per un cambio. Falzerano la mette in mezzo. Roba nostra. Palla in out. Lo prende subito. Laterale. Battono subito la rimessa. Signori, non vogliono perdere tempo. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Devo incrociarlo bene di testa. L'istinto del portiere. Marsura. Stava regalando una perla. Si mette col corpo tra palla e difensore. Romulo. Bessa. Bel passaggio. Occhio al suo movimento. Passare il turno ormai. C'è il lancio sulla faccia. Non possiamo buttare via tu. No. Conquistano una buona punizione da posizione interessante. Dai, è una munizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado. Qua Cerci Fiori può fare il miracolo, che l'arbitro ha ragione. Grandissimo Garofalo. Grande Garofalino. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Potevamo fare meglio, Verde. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Buono, buonissimo. Vai signori. Anche signori. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti. Cambi. Se no mi crepano i giocatori. Allora, Falzerano ha giocato peggio. Mettiamo Jayco che ha fatto bene. Anche là. Poi mettiamo Stulak per... No. Oh che cazzo, no, Stulak. Ok, Stulak lo cazziamo qua. Siamo 3 camere, tanto insomma speriamo di avere infortuni, speriamo di avere sfiga, cazzo. Vabbè, rischiamo. Della gara. Grandissimo signori per poco. Per pochissimo. Romulo. Guadagna metri. Zuccolini, Cerci, questo è bruttino. Cerci. Non è finita. Fossati. Gran tiro. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. L'allenatore deve averlo visto particolarmente nervoso, era stato già ammonito, quindi ha preferito non correre rischi richiamandolo in panchina. Ha fatto bene, sì. C'è spazio per andare. Può metterla in mezzo. Roba nostra. Mamma mia. Erano attenti al tutto per tutto, chiaramente. Fermazione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Prova ad aprire verso il compagno. Occhio che guadagna metri. Ancora nostra. Interrotta dagli avversari. Recupera palla intercettando bene il pallone. No, fuori gioco. Occhio al tiro. E c'è il gol del Verona. Miseria. Incredibile, adesso tutto sembra possibile. Questo è bruttino, il calcio, che meraviglia. Bello proprio questo è bruttino. Può succedere una manca ancora un quarto d'ora pieno. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Calma. Non buttiamola via, Brusca G, Brusca. Tocco orizzontale. Vai Brusca. Il Brusca se ne va. Attenta qui la difesa alla allontanata. Ha controllato male, cosa sta facendo? Stai calmo. Verde. Sentiamo la velocità di Jayco. Lo svantaggio è minimo, ma il vero nemico adesso per i padroni di casa diventa il cronometro. Col tempo che passa inesorabile. Gli unici a crederci sembrano solo... Cerca la porta! Fuori gioco. Ma come si fa a sprecare un'occasione così, Stefano? Stavo per farti la stessa domanda, sai Pier?
devono essere più lucidi, più siamo stanchissimi, anche normali, così se la possono partita così bella ci sta. pareggio. Signori, Dzeko bravissimo, troppo lungo. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Verde. Anche il Verona sembra comunque in affanno, speriamo. Zuccolini. È stanco anche il Verona. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Speriamo che è una squadra di Serie A e noi siamo di Serie B. Ci sono metri a disposizione. Il tocco dentro. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Niente. Osso. Fossati. Fallo. Occhio a questo calcio di punizione. Cos'è? Osso, Cerci. Corri, modo la moneta. Occhio al tiro. Bravo Dero, il portiere. Il tutto per tutto, sale addirittura il portiere. C'è anche il portiere. Stiamo soffrendo tanto adesso però, La mette in mezzo con questo pallone. Buono l'intervento del portiere non c'è. Che spazza Vai via. Patrick la tira ma in curva. Però perdiamo tempo. Dai che la vinciamo in maniera incredibile. Garofalo. No, Garofalino. Puntuale qui il difensore errore. nel recupero. Bravo Brusca. Tieni palla Cutro. Sì cazzo, siamo al terzo turno. Finisce qui. Incredibile, una squadra di Serie B batte il Verona. Vinto. Stanno veramente... Che impresa, grandissimo derby. Oh yes. Qua la dirigente sarà felice. Raga, sotto il Comendone veneziano, prossima partita iniziamo il campionato, siamo 2 o 3 partite, adesso vediamo con che Marezzo ha 48 milioni. All'Apri, ciao!